Trasporto scolastico. MOM si presenta all'appuntamento con il ritorno in classe con l'acquisto di 25 nuovi scuolabus destinati a bambini e ragazzi di materne, elementari e medie. 83 i mezzi complessivamente in campo nei 19 comuni in cui l'azienda svolge il servizio, Treviso e la sua cintura urbana e la Castellana. Pronti ad affrontare uno dei periodi più caldi dell'anno, dice il presidente Colladon. Sappiamo benissimo che l'inizio delle scuole è particolare, è fatto fisiologico, ovviamente per difficoltà anche organizzativa delle scuole. Talvolta abbiamo delle uscite anticipate o posticipate, quindi però noi siamo pronti e cercheremo di avere anche dei mezzi di riserva per poter sopperire a queste difficoltà. Eccoli qui i 25 scuolabus, tutti Euro 6 e ad elevata tecnologia. Un investimento di 2.300.000 euro per questi 25 nuovi autobus che sono molto ricche di dotazione, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Infatti abbiamo voluto fermamente anche tutti questi sistemi di autobraking, cioè di frenata in caso di ostacolo davanti al mezzo, proprio per garantire questi giovani clienti che noi andremo a portare a bordo, al di là delle sicurezze interne e del comfort che v'è a bordo. Mezzi che non sfuggono mai al controllo di MOM attraverso un sistema elettronico di tracciatura. O dalla sala controllo esercizio, ma abbiamo creato anche un'unità apposta che vada a controllare e a monitorare sempre la nostra flotta, perché stiamo trasportando clientela piuttosto privilegiata, una clientela dedicata. Operativo l'hub ormai consolidato alla Madonnina, che evita di transitare in città ai ragazzi che devono raggiungere le scuole superiori di Viale Europa, mentre il 25 settembre la dirigenza MOM si confronterà a Venezia con Regione, RFI e Trenitalia per trasformare in punto di scambio treno gomma la stazioncina di Santi 40.